Siamo con il mister del Trissino, João Pinto. Allora, un primo tempo direi in cui l'Azzurra vi ha anche messo in difficoltà, poi è chiaro che la svolta è stata l'inizio del secondo tempo con l'uomo in più, lì è chiaro che è uscita poi la netta superiorità della tua squadra. Sì, sì, sempre non è facile. Io dicevo prima con Tattarani, penso, anzi prima buonasera, penso che l'Azzurra dovrebbe avere più punti di quello che ha per le locche che fa. Io penso che questo nel girone di ritorno farà più punti perché gioca bene, ha qualità. La partita di oggi noi sapevamo che veniva una partita non tanto buona dalla nostra parte, non era normale i primi minuti, infatti la prima pallina penso che ha fatto gol dell'Azzurra di nuovo, sapevamo che non era così, da avere pazienza e calma, che dopo si indirizzava, abbiamo avuto anche qualità per con uomini in più fare 2 o 3 gol e viene fuori dopo il valore della squadra. Direi che comunque alla fine il pubblico si è divertito, un bel clima, è stato bello l'applauso del pubblico novarese nei confronti del Trissino e questo sicuramente sono cose che per questo sport fanno bene, posso dirlo. Sì, è stato un bel spettacolo, una partita corretta, con anche bei numeri, a viso aperto perché la giocatrice ha aperto l'Azzurra, e è stato per il pubblico penso una partita divertente, con molti gol, e potevamo fare di più noi, potevamo fare di più anche l'Azzurra, sono stati bravi i portieri al di là del risultato, ma è stata una buona partita e noi continuiamo la nostra strada. Mister, grazie mille e un grosso in bocca al lupo per il proseguimento del campionato. Crepi, prego. Grazie mille.